Veneto, Liguria e Campania. In queste regioni Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, dice di avere la quasi sicurezza di vincere. Da questa vittoria, dichiarato a Padova durante la conferenza stampa organizzata nella sede del partito, potrebbe cambiare addirittura il destino del paese. Io ho una speranza che possa ripetersi il miracolo del 2000. Ricorderete che nel 2000 noi partimmo assolutamente svantaggiati, mettemmo in campo una campagna elettorale attraverso un naviglio che chiamammo Nave della Libertà. Io toccai molti porti in Italia, alla fine vincemmo noi la partita. E Massimo D'Alema, che era andato come Renzi a Palazzo Chigi, non attraverso il mezzo della democrazia, le elezioni, ma attraverso giochi di palazzo, dovette dimettersi. Il numero che io penso ponga in discussione la possibilità di Renzi di restare al governo è una nostra vittoria in 3 regioni, e le regioni posso anche affermare quali sono, naturalmente il Veneto, la Campania e la Liguria. Credo che se questo accadrà... Anche se Berlusconi è convinto che il governo reggerà per i prossimi 2 anni e mezzo, il tempo necessario per organizzare il nuovo partito dei moderati, un ombrello sotto il quale dovrebbero riunirsi tutti i gruppi di centrodestra. In questo grande cappello dei moderati ci sarà anche il nuovo centrodestra. Ieri Alfano ha parlato di finale di partita per Forza Italia. Guardi, non rispondo più a queste dichiarazioni. Io penso che anche chi vota ora per i candidati amici che sono nel nuovo centrodestra poi si farà convincere nel venire sotto la grande tenda, chiamiamola così, la grande volta della libertà e della democrazia costituita da questa nuova formazione. 1.000 euro al mese per gli anziani, riforma fiscale, riforma della giustizia e punti del programma del futuro partito dei moderati, le cui basi dovrebbero essere poste proprio con gli esiti elettorali del 31 maggio. Accompagnato da Francesca Pascale, Berlusconi, dopo l'incontro con i giornalisti, si è recato in Piazza delle Erbe, cuore della città euganea, per salutare fan e sostenitori. La visita a Padova è l'unica tappa della campagna elettorale del leader forzista in Veneto. Pausa, Presidente! Silvio!